24 passeggeri in più rispetto al consentito e dotazioni di sicurezza insufficienti. Il nuovo blitz dei Carabinieri di Venezia al Tronchetto si è concluso con il sequestro di un barcone Gran Turismo del valore di circa 600.000 euro e la denuncia del comandante, 48 anni veneziano. Complessivamente nel corso dell'operazione sono state controllate 1.500 persone, una decina sono state segnalate per uso di sostanze stupefacenti. Le verifiche sono avvenute nel piano sistematico riguardante la prevenzione antiterrorismo ed il controllo dei flussi turistici a Venezia. L'attività è stata svolta da una cinquantina di carabinieri supportati da numerose motovedette dell'Arma. L'isola del Tronchetto è stata letteralmente passata al setaccio dai militari, con controlli negli esercizi pubblici, nelle zone di parcheggio, nelle attività commerciali e nelle zone di imbarco, e moltissime le persone controllate, alcune regolari, altre no, che intercettano i turisti in arrivo a Venezia.